I disturbi gnatologici rappresentavano in passato più una patologia dell'età adulta e anche dell'età avanzata, perché conseguenza di usura dentale, perdita di elementi dentali, parafunzioni importanti, sovraccarico quindi del sistema masticatorio e come conseguenza danneggiamento dell'articolazione. Ahimè, devo dire che negli ultimi anni mi sono arrivati pazienti anche sempre più giovani che presentano questa patologia, anche ventenni. Chiaramente iniziare a 20 anni con una problematica articolare ci fa capire che se non sistemiamo questa patologia sarà molto difficile arrivare ad avere una masticazione efficiente ed efficace quando saremo adulti o in età, avanzata. Il fatto che questa patologia ora compaia anche in giovani pazienti spesso dipende dal fatto che da un lato il famoso equilibrio masticatorio non è stato mantenuto correttamente durante l'età evolutiva, quindi malocclusioni presenti in fase adolescenziale non sono stati trattati adeguatamente o in certi casi sono stati trattati ma in maniera parziale. Questo fa sì che il disequilibrio si porti avanti nel tempo e compaia quindi fin in giovane età.